invece a raccontare una storia, che è una storia venuta fuori perché pochi giorni fa è stato il 25 aprile, l'anniversario della liberazione, e sono venute fuori tante storie legate a quella data. Alcune sono state raccontate dai giornali, anche noi abbiamo avuto ospiti in studio per parlare della lotta di liberazione partigiana, eccetera. Ma ci sono delle persone che diciamo, sono legate al 25 aprile anche perché nel periodo dell'occupazione, quella che terminò con il 25 aprile, hanno dato mostra di grande coraggio, di grande altruismo. Persone che spesso sono sconosciute. C'è un uomo, per esempio, che si chiamava Gino Lisi, viveva a Firenze, e con l'aiuto della sua famiglia, tutti d'accordo anche con la moglie e i figli piccoli, è riuscito a salvare moltissime persone dai campi di concentramento. Ecco, vedete questo giornale, il Perlasca della stazione, perché alla stazione Santa Maria Novella di Firenze salvava i soldati che venivano deportati verso i campi di concentramento tedeschi. La persona che stiamo per incontrare, che ha poi vissuto per tanti anni in Venezuela, è uno di quegli uomini, è stato salvato da Gino Lisi ed è tornato in Italia proprio non per riabbracciare lui perché non c'è più, ma almeno conoscere qualcuno dei suoi discendenti e dire loro grazie. Il signor Bruno Marcuzzi, buongiorno signor Bruno. Piacere mio, come sta? Piacere di vederla in vivo. Grazie. E di complimentarla per il suo programma che grazie signor Bruno. Vedo. Il signor Bruno è stato 50 anni in Venezuela. 53. 53 anni in Venezuela, quindi non poco. Tutta una vita. Tutta una vita. Però anche se quelli sono ricordi lontani, il 1943, insomma, sono più di 60 anni, però lei non dimenticherà mai quel sono rimasti vivi, limpidi, che mi hanno permesso 3 anni fa di scrivere un libro tra i quali c'è l'episodio successo con Gino Lisi. Ecco, lei era militare. Ero militare, sì. Quindi dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio, molti militari vennero fatti, quelli che si rifiutarono di collaborare con il nuovo governo repubblichino, vennero fatti prigionieri dai tedeschi e deportati. Quando ci hanno annunciato che l'esercito era sciolto perché il re e Badoglio erano passati dagli alleati per l'armistizio convenuto. Sì, poi erano proprio scappati, il re era proprio scappato. Allora siamo lasciati liberi di ritornare alle nostre case, che tutti abbiamo cercato di farlo in un modo o nell'altro, anche in quel momento l'Italia era congestionata da centinaia di migliaia di soldati che volevano... Sì, allo sbando, perché non c'erano ordini, non si sapeva che cosa bisognava fare, e quindi molti decisero di andare a casa. In realtà i tedeschi pretendevano che i militari italiani entrassero a far parte delle fila di questo nuovo esercito repubblichino della Repubblica d'Italia. Molti non aderirono e i tedeschi tanti li fecero prigionieri. Ma comunque fino al momento non c'era stata fatta nessuna proposta del genere. Ecco, lei dove venne fatto prigioniero? Dove venne catturato? A Firenze. A Firenze? Sì. Io ero a Roma. A Roma era stazionata l'armata Po, nel quale c'erano centinaia di migliaia di soldati, e nei dintorni di Tivoli, cioè nelle periferie di Roma, si può dire, Palombara, Tivoli. E lì siamo partiti, cioè a Monte Mario era la nostra concentrazione del nostro reggimento. Sì. E di lì siamo partiti, una volta lasciati liberi, in una sidecar. Io guidavo con altri 2 compagni. Però per sfuggire ai posti di blocco tedeschi abbiamo preso vie traverse, cioè vie per la campagna, insomma, non le strade grandi, le quali fu impossibile seguire perché si è fatto notte e non sapevamo dove andavamo al nord, ma dopo ci siamo messi sulla strada e abbiamo puntato verso Rieti. Per Rieti ci hanno detto che era impossibile passare, in quanto i tedeschi avevano posti di blocco che non permettevano passare a nessuno. Allora abbiamo rifatto la strada a ritroso, però abbiamo trovato un posto di blocco che ci hanno fermati. Ci siamo messi in riga con la mitragliatrice sempre puntata su di noi, con il pistol machine anche, misure estreme con la loro
ferocità, diciamo così, che mostravano. Beh, certo, erano i tedeschi sì, molto decisi. Sì. E No, quindi no, erano risentiti perché pensavano, si sentivano traditi. eravamo traditi, ok. E allora in un certo momento eravamo in riga, però arriva un camion, li ha distratti un po' e io ho pensato di scappare, fare un salto, ma non sapevo quanti metri erano il muro che separava la cinta della strada con la campagna. E avevo un sacco, ho buttato il sacco per sentire un po' come Quanto era profondo. quant'era profondo. E ho calcolato dai 3 ai 4 metri, dico io mi butto. I miei compagni Non se la sono sentita. No, non se la sono sentita non solo, mi hanno avvertito, poi guarda che se scappi ti seguono. Dico pensiamo che non ci vedo. Infatti erano distratti perché in quel momento è arrivato un camion e loro erano attenti al camion, così ho potuto saltare. Mi sono saltato, ho trovato il mio sacco sotto, dove avevo qualche alimento in previsione di questa... E quindi è riuscito a scappare? sono riuscito a scappare e ho visto una mia macchia oscura perché era già tardi la sera e mi sono messo dentro, era un campo di mais. Io vedevo delle luci lontano e lontano era, dopo ho saputo, era Palombara. Sono rimasto lì perché ero rimasto senza fiato e la paura era presente. E dopo ho fatto un giro a semicerchio e sono rientrato sulla strada per vedere dove andavo, cosa si poteva fare. E ho trovato un camion al bordo della strada. Sono montato il camion, l'ho messo in moto, aveva la chiave. Ah, ce l'hai proprio preso? Sì, sì, e sono partito, non sapevo dove andavano. E sono partito, però la strada era intasata di automezzi, di carri armati, di tutto. Pensare era una brigata, un'armata intera che si muoveva in quelle... Certo, quindi una grande quindi confusione. una grande confusione. Ma a un certo momento arrivai in una piazza illuminata e ho saputo che era la stazione di Tivoli. Ho lasciato il mio camion, però con la mia sorpresa, che certo alle volte ho dovuto fermarmi per il traffico. E si vede che hanno approfittato molti altri soldati per salire sul lei non se n'era camion, accorto. quindi una quindicina di loro. Ma io non lo sapevo perché davanti ero intento a guidare. Ma sono arrivato alla stazione e alla stazione mi sono messo dietro, ero stanco, morto, erano 2 giorni che non mangiavo, non dormivo, sete, fame. Bueno, Però era ancora un uomo libero fino a quel momento. ero un uomo libero. E quando è finita la sua libertà? La mia libertà da quel momento è finita sarebbe finita a Firenze, perché di lì da Tivoli ho preso un treno e sono andato a Roma, perché da Roma partono i treni che vanno all'Italia e da Tivoli non sapevo se passava qualche treno che andava al nord. E a Roma ho preso un treno e mi sono messo sul treno e era impossibile entrare perché era così stipato che non si poteva aprire la porta. Allora qualcuno mi ha spinto dal di sotto e sono entrato orizzontalmente per il finestrino. Sì. E prima di toccare terra sono passati dei chilometri. Comunque bene, arriva a Firenze il treno e a Firenze sentivamo per l'altoparlante che tedeschi intimavano scendere gli uomini da un lato e bambini e donne. Ecco, quindi i tedeschi che sapevano che questi treni erano pieni di soldati che cercavano di scappare verso il nord, corretto, eccetera, avevano presidiato la stazione di Santa Maria Novella e quando i treni arrivavano facevano scendere le donne e i bambini da una parte, gli uomini dall'altra e li facevano prigionieri. Poi da lì venivano mandati nei campi di concentramento. Quindi quello sarebbe stato il suo destino, perché lei è sceso, si è dovuto mettere insieme agli altri soldati, i tedeschi con le armi. Ma c'è stata una coincidenza provvidenziale che in un determinato momento eravamo quasi 2000, penso io, sotto la pensilina, forse di altri treni anche arrivati prima, invogliati lì. E allora a un certo momento avevo sete, avevo la borraccia e gli chiedo a un tedesco, presumivo di conoscere qualche parola, perlomeno water, eccetera,
e è venuto, mi ha accompagnato alla fontanella, che sono simmetriche nella stazione di Firenze, una a destra e una a sinistra, almeno fin quanto conosco io. E prendo l'acqua, ritorno, ma con i miei compagni assetati anche loro, la bevono tutto, allora mi sono fatto coraggio, gli ho domandato un'altra volta, gli dico guarda è finita l'acqua, ma mi manda un carabiniere con me a accompagnare. Vado alla parte sinistra, All'altra fontana. all'altra fontana, non so perché, così all'altra fontana. E mentre stavo prendendo l'acqua, passa uno che io nel libro che ho scritto pensavo fosse ferroviere, invece lavorava per le poste italiane, lavorava alla stazione di Firenze. E mi dice vieni via con me, in dialetto toscano. Ma io avevo paura perché i tedeschi stavano sbraitando per l'altoparlante, non tentate di fuggire perché siamo obbligati a usare violenza contro di voi, eccetera, eccetera. Difatti lo hanno fatto per qualcuno che ha tentato di scappare. E allora questo signore mi dice mettiti dietro la colonna. Io ho esitato un momento perché avevo paura da un lato perché si vedeva, ma come era un po' discosto dalla grande massa. Comunque, non so, una forza mi ha spinto, quella forza che uno trova solo nella disperazione, in circostanze speciali. Non sa. E quindi si è nascosto. E mi sono messo dietro la colonna. Quando lui è passato, perché lui non ha lasciato di camminare verso me, camminando mi ha detto mettiti dietro la colonna, quando lui è passato, vieni via con me. E sono andato via con lui. Mi ha portato sotto, penso che sia stato un deposito, un magazzino sotto la stazione di Santa Maria Novella, e siamo passati di fronte a un tedesco il quale non ha dato cenno di volerci fermare. Siamo andati sotto, mi ha detto ma aspetti qua fin quando finisco il mio turno e ti vengo a prendere. Però naturalmente io avevo paura, tutti i passi che sentivo era qualcosa di... Non credo. Quindi è rimasto per qualche ora? Sono rimasto per qualche ora lì, sì. Allora è arrivato poi con un berretto da postino e una blusa grigia anche da divisa per lei? Per me. Me l'ha fatta mettere però. Quindi le ha fornito, diciamo, un travestimento? Quasi. Perché quindi insomma pensate, quest'uomo che era Gino Lisi e lo ha fatto tante volte questa cosa. Nella stazione piena di tedeschi, presidiata dai nazisti, salvava prendendoli uno alla volta, quelli che poteva, ecco. questi soldati, quando aveva la possibilità, uno alla volta li faceva scappare, li accompagnava in un posto nascosto, gli portava degli abiti non militari per farli, perché erano in divisa loro, per non farlo riconoscere, e poi li portava a casa. A casa sua. Quindi lei poi è stato da quel magazzino e è andato a casa di Gino. Il magazzino dopo pranzo, era verso sera quasi. Mi ha portato a casa sua, mi ha tenuto a casa sua un paio di giorni, perché lui lavorando in stazione conosceva più o meno quando i tedeschi facevano le loro retate per la deportazione. E allora il giorno che più o meno facevano la retata voleva dire che in quel giorno alla sera, dopo pranzo, non la facevano più, perciò c'era una certa sicurezza che non mi aveva... Quindi era in grado anche di darvi indicazioni su quando ripartire, dove andare. Ecco, in quei 2 giorni che lei è stata a casa, c'erano altri come lei? C'erano altri 4 o 5 in casa sua, però mi risulta che lui aveva fatto questa cosa non solo 4 o 5, chissà quanti ne ha salvati, a rischio della propria vita. Solo nel giorno in cui c'era lei ne salvò più di 4-5 eravate voi. Ecco, in questa casa, fra l'altro, che non era neanche una casa molto grande, c'eravate voi salvati, c'era lui e la sua famiglia. Quante persone erano la sua famiglia? Ma penso una decina più o meno in tutto, fra la sua famiglia e tutti noi. Quindi tanta gente. Anche i vicini collaboravano per la nostra alimentazione. Avete capito che Bruno si è salvato perché quest'uomo coraggioso gli ha dato una mano. Lei poi appunto si è salvato e la guerra poi è finita e lei è andato in Venezuela, dove è rimasto, abbiamo detto, tanti anni. Ma la voglia di ritrovarlo, di rivedere, poi, insomma, ha chiesto informazioni sull'uomo che l'aveva salvato? Sì, ho chiesto informazioni, però la chiave di tutto questo è un signore fiorentino che si chiama Gino Lisi, proprio omonimo, come lui. Sì, come lui,
il dottor Gino Lisi, il quale si è interessato molto, ha raccolto l'informazione, mio figlio Augusto, che risiede nel Venezuela, ha inserito in internet questo episodio e allora questo Gino Lisi lo ha raccolto e di lì è partito questo interesse. E Ecco, lei ha saputo che Gino Lisi, quello che l'aveva salvata, l'eroe di questa vicenda, purtroppo non c'era più, era morto. Sì, naturalmente, sì, questo sì, lo sapevo o lo prevedevo anche perché... Però i suoi figli c'erano ancora. Lei non ha mai avuto voglia di rivederli, di incontrarli, di raccontare a loro? Senz'altro, io ho saputo che ci sono 2 figlie ancora vive. Allora erano bambine, no? Non so, avevano 6-7 anni e a un certo momento pensavo poi che fossero ancora vive. Allora attraverso questo signor Gino Lisi, che lo ringrazio pubblicamente, ha fatto delle ricerche attraverso il sacerdote della parrocchia, il quale aveva una certa relazione con queste figlie, e è riuscito a ubicarle, cioè a Verona. Ecco, lei però lei non allora mi ha mandato l'indirizzo, io solo ho scritto. Però non vi siete, mai visti. Allora, guardi, a noi ha fatto piacere ricordare la figura di Gino Lisi, ci ha fatto piacere raccontare la storia di Bruno, però non potevamo, dopo tanti anni in Venezuela, dopo una vita trascorsa lontano, ma ricordando la persona che tanti anni fa gli ha salvato la vita, non la potevamo far andare via senza farle riabbracciare almeno una delle figlie. E ce l'abbiamo qua, Anna Maria Lisi. Anna Maria, eccola qua, guardi, signor Bruno. Questa era una delle bambine che erano in casa, che lei ha conosciuto bimba, era una delle bambine, una delle figlie di Gino. Come sta, signor? Bene, grazie. Si accomodi, accomodatevi. Una delle bambine che lei vedeva girare per casa, adesso è diventata grande anche lei. Avevo 7 anni. 7 anni. Ma lei non se lo ricorda, Bruno, però? No, ne passavano tanti. Ne passavano un po' troppi, comunque. Però ecco, se li ricorda questi militari. È stato l'unico che è venuto a ringraziare mio padre nel 51. Perché poi dopo si sono rivisti. È stato l'unico, perché con tutto ciò che lui salvava, però non l'hanno poi più rivisto. Quanti ne avrà salvati? Non lo so, guardi, c'era un gran via vai in cassa. Ecco, lei magari in particolare era piccola, Bruno non se lo ricorda, però tutti questi militari, tutte queste persone che entravano vestite da militari e poi riuscivano civili, fra l'altro, perché suo padre gli dava i vestiti, tutto. Perché poi veniva anche aiutato da dove abitavamo. Pensi che mi ricordo che uno aveva il 45 di piede, che in casa di mia madre, nostra, c'era mio fratello il 41, mio padre il 41, è dovuto andare a Prato per poter prendere questo paio di scarpe per poterlo portare a lui, perché ecco, è andata a casa di lui. Quanta abnegazione, quanto coraggio in questa persona che ha salvato veramente tante vite. Non ha mai voluto parlare neanche una volta di quello che aveva fatto, perché era reschio in tutto. Le persone veramente generose non fanno pubblicità poi della loro generosità, ma la vogliamo fare noi, vogliamo che il nome di Gino Lisi venga ricordato. Il signor Bruno è venuto qui apposta perché gli deve la vita. Anna Maria era una bimba, ma si ricorda bene quello che accadeva, anche perché fra l'altro, come ricordava anche il signor Bruno, voi eravate già 5 figli, fra figli e genitori. 5 in famiglia. In famiglia, la casa non era molto grande. No, perché c'era solo 2 stanze. E quindi dove li mettevate? Più l'entrata. Nel corridoio. Una stanza separata, perché mio fratello, essendo più grande di tutti, non poteva, e dormiva separato. Quindi pensate anche a condizioni di vita difficili, eravate un po' ristretti. Un po' ristretti, tutti poi quelli che non potevamo andavano su solaio,
su in soffitta, Però non che si era diceva tutto di no. aperto. Non si diceva di no a nessuno. Allora, Quello Bruno, no. io la lascio con Anna Maria, che dopo più di 60 anni rincontra, l'aveva lasciata bambina, Anna Maria Lisi, la figlia di questo generoso e coraggioso postino Gino Lisi, che ha aiutato tantissime persone durante la guerra a riportare la pelle a casa. Io vi lascio insieme. So che lei aveva un desiderio per far conoscere a tutti questa storia. Sì, come no, cosa voleva fare? Pensato, Pure onorare questo signore per me è stato sempre presente nel mio cuore il poterlo fare. Anzi, vorrei che le autorità fiorentine raccogliessero questo mio desiderio. Certamente. Lei è pronta a testimoniare è un cittadino che onora la generosità, l'altruismo il gentilizio. di questo grande Se mi permette, se è possibile, mandare un saluto ai miei figli. Certo, stanno là, li saluto. Vivian, Augusto, un bacio e un abbraccio. Dal papà, da Bruno Marcuzzi, che è qua oggi grazie al papà Sorella della signora che Anna è Maria. ammalata in casa, Noi mia facciamo tante nipote Valeria. Vi lascio soli, Ok. grazie Anna Maria, Lisi, Bruno Marcuzzi. Io torno qua nella nostra vineria dove vedo